Professore, lei ha fondato l'università qua a Gemona. Sì, abbiamo fondato, che è nata l'anno accademico 2000-2001, quando Marzio Strassoldo era il rettore dell'Università di Udine e il sindaco di Gemona era Virginio Disetti. Abbiamo fondato il corso di laurea in scienze motorie che ha preso inizio qui proprio a Gemona, grazie appunto alla collaborazione sempre molto aperta, chiara e molto effettiva e funzionale con il Comune. Tutti i sindaci ci hanno sempre aiutato alla grande. C'è stato un anniversario? C'è stato quest'anno, non mi ricordo più se fosse settembre-ottobre, ma prima dell'inizio del nuovo anno accademico abbiamo festeggiato i 25 anni. I 25 anni e tutto era iniziato qui alla Casa dello Studente, ma adesso è stata trasferita, io ormai sono in pensione da molti anni, è stata trasferita al Palazzo Scarpa, quello qua a un passo, dove c'è anche l'Aula Magna, dove lì abbiamo appunto tenuto le celebrazioni del 25esimo. Lei è stato anche professore a Ginevra. Sì, io ho fatto molti anni a Ginevra e nell'86, quando è nata la facoltà di medicina di Udine, sono stato chiamato a Udine, avevo vinto il concorso e un po' fortuitamente, perché avevo preso servizio per qualche giorno a Catanzaro, ma al 3 novembre sono stato trasferito a Udine e sono stato uno dei primi 6 fondatori della facoltà di medicina di Udine. Bravo, grazie e complimenti. Grazie a lei e qui siamo felici di festeggiare la cerimonia del Tallero a Gemona.